Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un'operazione antidroga della polizia di Palmi, denominata Jolly, ha portato all'arresto di 7 persone che, alla continua ricerca di fonti illecite di denaro, non hanno esitato a compiere ogni tipo di reato, dall'estorsione alla rapina, al furto e detenzione di armi da guerra. Nel corso dell'operazione sono state inoltre eseguite una decina di perquisizioni. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati trasportavano anche grossi quantitativi di cocaina e li spacciavano su tutto il territorio della Piana. Sono 26 le persone, tra medici e infermieri, indagate nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro sulla morte di un ragazzo bulgaro di 13 anni deceduto nell'ospedale del capoluogo calabrese. Le persone indagate sono tutti i medici e gli infermieri che erano in servizio nei reparti dell'ospedale di Catanzaro dove il ragazzo è stato ricoverato. Il 13enne, portato in ospedale per forti dolori addominali, dopo una visita medica era stato dimesso. Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri sulla statale 107 nei pressi di Cosenza. Una Renault Twingo con a bordo 3 persone si è scontrata, forse a causa dell'alta velocità e per il maltempo, con un furgone Fiat Doblò. Deceduto sul colpo uno degli occupanti dell'auto, Ettore Filippelli, cosentino di 17 anni, feriti gli altri coinvolti nell'incidente. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi del caso. Sono arrivati dal Reggimento Bersaglieri di Cosenza e dalla Brigata Aosta di stanza in Sicilia gli 80 soldati che da ieri presidiano gli obiettivi sensibili a Reggio Calabria, dando il cambio alle pattuglie delle forze dell'ordine che saranno utilizzate per la lotta all''ndrangheta. Questa mattina cerimonia di accoglienza promossa dal sindaco della città Giuseppe Raffa alla presenza del prefetto, del questore e del comandante del 62esimo reggimento dell'esercito Fanteria Sicilia, con la partecipazione di alcune scolaresche cittadine. È stata una notte intensa per Protezione Civile e Vigili del Fuoco impegnati in tutta la Calabria per gestire i disagi causati dal maltempo. Sulla regione piove ininterrottamente da ieri mattina. Nella provincia di Cosenza sono state segnalate le situazioni più pericolose. La strada statale 107 tra Paola e Cosenza è chiusa per frane. In provincia di Reggio Calabria da ieri sera è chiusa la strada statale 18 tra Favazzina e Scilla per una frana. La situazione meteorologica migliorerà già nel pomeriggio. Si è riunita ieri mattina nella sala giunta della Camera di Commercio di Catanzaro la Commissione Provinciale per l'emersione del lavoro irregolare presieduta da Filippo Capellupo. Al centro della discussione la complicata situazione di molte aziende catanzaresi, specie quelle che lavorano con le pubbliche amministrazioni, che sono costrette a fare i conti con ritardi nei pagamenti di fatture e commesse di oltre 180 giorni. In preparazione c'è un documento che in questa settimana sarà presentato al prefetto di Catanzaro. Assegnati ieri sera i riconoscimenti ai vincitori della 4ª edizione del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical. La giuria internazionale, dopo un'attenta valutazione delle candidature proposte dal mondo editoriale e delle segnalazioni pervenute, ha individuato i vincitori delle 6 sezioni in gara. Tra i premiati l'intellettuale libanese Amin Malouf e l'antropologo francese Jean-Luc Amsel. Alla manifestazione ha partecipato tra gli altri l'ambasciatore del Libano in Italia. Giovanni Paolo II Defensor Veritatis è il titolo del libro di Don Antonio Morabito, parroco del Santissimo Salvatore a Reggio Calabria, ma vicario giudiziale aggiunto al Tribunale Ecclesiastico, presentato a 5 frondi. L'opera parte dall'ordinazione sacerdotale dalle mani del Santo Padre Giovanni Paolo II nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Si tratta di 140 pagine dedicate all'attuale Papa Benedetto XVI, che ha indetto un anno sacerdotale in occasione del 150° anniversario del Dies Natalis del Santo Curato di Ars.